Fino al 12 di settembre sarà possibile ammirare in via Cappello 17 qui a Mantova l'esposizione personale dell'artista Ada Munari, opere realizzate per lo più nell'ultimo periodo e che spaziano dai fiori al paesaggio, ai ritratti e alle nature morte. Una bella esposizione da guardare e da ammirare con attenzione e con il tempo, perché sono opere che hanno bisogno di essere ammirate e di guardate con il tempo necessario. Oltre il concerto, io ho pensato a questo titolo perché la musica mi ha sempre accompagnata, sin da bambina. Mi è stata instillata da mio padre e poi l'ho trasmessa a mio figlio. Quindi c'è stato un percorso che continua e continuerà. E ho voluto fare un omaggio proprio a questa mia passione che è in simbiosi con la pittura. La buca dell'orchestra, prima dell'inizio, per me ha un significato importante perché rappresenta quel fremito, quella situazione di attesa che poi si ripresenta nelle varie mie opere che ho fatto in seguito. Ho portato un unico disegno a questa mostra, è il ritratto di mia madre. È un ritratto fatto con un unico segno e solo chi conosce perfettamente le persone, un artista può fare un quadro, un disegno con un unico segno. Sono molto orgogliosa di presentare questa mostra perché durante questi mesi sono riuscita appunto a creare un dialogo con lei per me molto emozionante, perché è un'artista che è tornata alla pittura dopo molti anni di pausa in cui si è dedicata alla sua famiglia e soprattutto anche alla carriera musicale del figlio, eppure diciamo che è riuscita a creare una serie di opere di altissima qualità, molto importanti perché dimostrano insomma che comunque la sua formazione accademica, perché Ada ha frequentato il liceo artistico a Carrara e poi l'Accademia di Belle Arti a Firenze, le ha come dire, costruito un background, no? Un humus che si è visto proprio germogliare in tutte queste opere, cioè una grande sapienza tecnica, no? Dei bellissimi accostamenti cromatici, la capacità di comporre le opere, e sono delle opere che sono vitalissime ma anche antiche, cioè noi ci sentiamo di fronte alle sue opere tutti presi da quello che è la radice della pittura moderna, e cioè quello che è la pittura en plein air, l'impressionismo, il post-impressionismo. Ada in effetti tiene il pennello come Monet, no? Lo impugna e applica questi tocchi molto rapidi, no? Per cui le sue opere sono appunto pervase da profonda vitalità e crea una sorta di sinfonia di colori.